through a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Grazie, 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 grazie. Come va? Tutto bene? Immagini che sembrano già vecchissime, invece sono solamente di qualche mese fa. La stagione è vecchia, qualcuno ha cambiato maglia, qualcuno giocherà con altre squadre, ci sono nuove squadre. Siamo qui per presentare il campionato numero 91, campionato di basket che per me insomma è anche un'emozione particolare, perché chi conosce me insomma mi avrà visto probabilmente masticare più calcio che basket, però poi basket è il mio primo amore, e quindi il fatto che Valentino Renzi oggi mi abbia chiamato qui a presentare il campionato un po' mi emoziona, perché devo dire che vedere facce che conosco, che ho visto sui campi, poi io sono tifoso di una squadra che non posso dire, però sono schierato, però non posso dirlo, ma forse lo farò capire nel corso della giornata. È un campionato questo. Ormai siamo abituati, no? Qualsiasi argomento trattiamo, c'è la crisi, non ci sono più soldi, tutto sta finendo, siamo messi male. Invece da quello che sono riuscito a capire io in questi giorni che hanno preceduto questa presentazione, mi sembra che invece il mondo del basket stia provando una reazione, Adesso bisogna capire, vedremo se è una reazione che ci porterà a buoni risultati, una reazione con la spinta anche che arriva da quello che ha fatto la nazionale in estate, che può essere un bellissimo slancio, ma anche dai nuovi giovani, dai ragazzi che si sono messi in mostra, che speriamo possano confermare le loro doti anche nel corso del campionato. Insomma, sembra che qualcosa si stia muovendo. Abbiamo un nuovo sponsor per i prossimi 3 anni, e tra poco andremo a conoscerlo. Speriamo, insomma, lavoriamo per tirar su il basket. Ha bisogno di essere tirato su, perché il basket, a parte il fatto che è uno sport che io amo tantissimo, ma è uno sport che comunque va un po' tirato su. In tanti ci lavorano, anche ci lavoriamo, se mi permettete, senza falsa modestia, per provare a tirar su questo sport, che io sono sicuro anche nella buona riuscita. Il padrone di casa, che voglio subito chiamare qui, perché prima di cominciare e a presentare la nuova stagione dobbiamo premiare chi si è distinto nella stagione appena conclusa, ma anche i saluti di rito, secondo me, da parte del padrone di casa, il presidente della Lega Basket, Valentino Renzi. Buongiorno Valentino. Buongiorno, eccoci qua Giorgia, grazie. Allora Valentino, stavamo dicendo, se tu facciamo i saluti a tutti, perché è una bella platea, quindi questo ci fa piacere averli tutti qua con noi, no? Sì, molto numerosa, vi ringrazio per essere qui oggi a questa presentazione del 91esimo campionato. Speriamo che sia un bellissimo campionato. Le presenze di oggi ci incoraggiano, la partecipazione e l'interesse è tanto, e quindi buon campionato a tutti, e ti ripasso la parola per quello che dobbiamo fare. Bene, dobbiamo premiare la squadra che ha vinto lo scorso campionato, il campionato numero 90. Stiamo crescendo, Presidente, ho visto, siamo già a 91. Invecchiati. Stiamo crescendo, che è più bello, ovvero premiamo naturalmente la Montepaschi Siena, campione d'Italia, e chiamiamo il Presidente Ferdinando Minucci. Allora, come si fa nelle premiazioni, Giorgia, vieni qua con il trofeo che il Presidente Renzi consegna al Presidente della Montepaschi. Non è molto pesante, Valentino, non ti preoccupare, eccolo qua, perfetto. Squadra campione d'Italia, la Montepaschi Siena, il Presidente Renzi premia Ferdinando Minucci. No, siamo qua, Presidente, ce la fa? L'appoggiamo? L'appoggiamo. Allora, ricordiamo anche, lo vediamo anche dalle immagini, lo vedremo dalle immagini, insomma Siena che negli ultimi 6 anni ha vinto
ogni anno, battendo tutti i record, 4 volte il Grande Slam, insomma ricordiamo questo, ricordiamo che siete campioni d'Italia in carica. Cos'altro aggiungiamo per la nuova stagione, Presidente? Ha detto lei, è uno sport che in un momento di crisi deve fare un salto di qualità, ci stiamo provando, la platea c'è, ci sono gli addetti ai lavori, ci sono giornalisti, speriamo ci siano tanti sponsor e quindi andiamo avanti. C'è Siena, carica più che mai, come sempre. Sì. No, perché qualcuno dice Siena si è indebolita, Siena... Sì, è vero, È vero? si è indebolita, abbiamo un budget ridotto, i progetti non si basano per fortuna solo sui soldi e quindi noi cercheremo di sfruttare le altre risorse che sono rimaste intatte, la qualità del lavoro, il progetto, gli uomini e poi vediamo se i giocatori che abbiamo scelto sosterranno tutto il resto. Quindi possiamo dire che comunque Siena ci sarà. Sì, Per forza. Ci Siamo sarà qua. puntini puntini da protagonista. No, questo a dicembre, io dico le previsioni le faccio a dicembre. A dicembre, quindi sì, 9 giocatori nuovi, ovviamente lavori in corso, alcuni infortuni, è troppo presto, è stata una bellissima partita la Supercoppa, complimenti a Cantù, mi sono complimentato direttamente sul campo, ma lo faccio anche ora perché dopo 6 finali perse, no? Una vinta, una bella sensazione. Correzione. Era un bluff. A parte la battuta, mi posso permettere col presidente di Cantù, diciamo che ho visto comunque una bella partita, nonostante l'inizio, nonostante le difficoltà, l'assemblamento, una squadra sia Cantù che ha dimostrato di avere qualcosa in più in questo momento a livello di energia, soprattutto nel secondo tempo, e noi qui ci siamo, io sono molto fiducioso. Poi sentiremo anche gli avversari dopo, vediamo. Certo. Grazie. Bene. Grazie Presidente, grazie, salutiamo. Questa è vostra. Grazie anche a Valentino Renzi, Presidente di Lega. Dobbiamo premiare adesso la squadra che ha vinto la Coppa Disciplina, la premiamo così. La squadra, il Banco di Sardegna Sassari, volevo chiamare qui sul palco il Presidente Stefano Sardara. Buongiorno Presidente, complimenti naturalmente per le vostre affermazioni. Volevo chiamare sul palco per premiare il Banco di Sardegna Sassari Dino Meneghin, che è il Presidente della Federbasket. Buongiorno Dino. Adesso ci devi spiegare, Dino, però, cosa c'era scritto su quello striscione. Allora, facciamo... No, adesso il Presidente ce lo dice in sardo. Cosa c'era scritto, Presidente? No, non ci spieghi però cosa c'era scritto, ce lo dice Dino. No, cosa c'era scritto in sardo? Fora le pindaci. Che vuol dire? Forza ragazzi. Forza ragazzi. Va bene, va bene. Allora, premiamo innanzitutto il Banco di Sardegna, complimenti. Dino Meneghin al Banco di Sardegna Sassari, che ha vinto la... Vai. No, volevo complimentarmi col Presidente, ma soprattutto volevo ringraziarlo per ringraziare il pubblico di Sassari per il grande supporto che ha dato alla nostra nazionale quest'estate. Noi abbiamo giocato veramente in casa. Grazie ancora. Grazie Dino. Presidente, allora gli argomenti, cioè Sassari è sicuramente una delle società che più ha sorpreso negli ultimi anni, quindi complimenti davvero per il lavoro che avete fatto. Adesso, passo dopo passo, adesso siete in Europa, c'è l'Eurocup, con quale ambizioni, con quale emozione soprattutto probabilmente, no?
all'inizio perlomeno. Sicuramente con molta emozione. L'ambizione è quella di fare un campionato sereno, che resta il nostro obiettivo, siamo una città provinciale, dobbiamo puntare ancora a tenere i piedi per terra e a pensare bene, a far bene in campionato. La Coppa la andremo a fare con l'orgoglio tipico della nostra terra, ma insomma anche cercando di dosare le energie, perché non possiamo pregiudicare certamente il campionato. Però la vostra crescita è stata comunque notevole, no? Cosa c'è alla base di questa vostra programmazione che sta dando i frutti sperati? Ricordiamolo, Lega 2, poi l'ottimo playoff, poi l'Eurocup. Ma credo che l'abbia detto un po' il Presidente prima, l'entusiasmo che c'è nella città che ti consente di lavorare senza sindrome da prestazione, per cui insomma, il risultato, quello che arriva, è tutto buono, cerchiamo ovviamente di fare qualche passettino avanti, di farlo e poi consolidarlo, che è molto importante quello, però sostanzialmente non abbiamo l'angoscia del risultato, c'è l'entusiasmo che ci tiene a galla e questo è tanto. Beh, però i risultati devono comunque venire poi, perché poi sono i risultati, l'angoscia arriva. Grazie Presidente, e complimenti ancora. Grazie Presidente. Dino, te devi rimanere qua cortesemente, stai un po' di fianco a me perché adesso dobbiamo parlare. Sì, accomodati pure Dino, perché adesso questo è quello che è successo naturalmente la scorsa stagione. Abbiamo premiato Siena e Sassari. La stagione adesso però dobbiamo andare ad aprirla, perché già domani si gioca, poi mercoledì si gioca di nuovo e poi c'è il primo weekend di campionato. Con dei temi quest'anno piuttosto importanti, è un campionato nuovo che ha delle nuove proposte anche da fare da tanti punti di vista. Allora, io volevo qui per una brevissima chiacchierata nuovamente il Presidente di Lega Valentino Renzi, ma anche il Presidente del CONI, Gianni Petrucci. Eccoci qua. Grazie Presidente. Allora, Presidente, cominciamo da lei, insomma, perché insomma, la Lega è quella che ci ospita, la Lega organizza il campionato. Allora, dicevamo, è un campionato questo qui. Io dicevo prima che ho colto questi spunti positivi, no? Perché probabilmente le squadre anche si sono fatte più sagge, da questa saggezza per affrontare questo periodo si fanno i conti diversamente, però si ragiona sempre in maniera molto positiva, mi pare di capire. Sì, ma se mi permetti io partirei un attimo per ringraziare la Nazionale, il suo coach e i giocatori che hanno fatto un girone di qualificazione straordinario, 8 vittorie, quindi un bel traguardo per i nostri giovani, per i giocatori che fanno il campionato di Serie A. Credo che questo sia un passaggio importante, erano tanti anni che questo non avveniva e quindi è un risultato certamente positivo che fa ben sperare e che dà molto entusiasmo sia al nostro campionato sia alla federazione e soprattutto alla Nazionale, ai giocatori e a coach Pianigiani. Hai detto delle cose vere, io partirei dal fatto che domenica, diciamo sabato, inizia il nuovo campionato, abbiamo disputato la Supercoppa sabato, complimenti alla Pallacanestro Cantù Maporo che ha vinto il primo trofeo della stagione, ci avviciniamo al campionato con tanti spunti nuovi. Innanzitutto diamo il bentornato, neanche il benvenuto, il bentornato a due realtà del nostro basket che sono la Trenvalde Reggio Emilia e l'Enel Brindisi, e poi dal punto di vista diciamo proprio della Lega un benvenuto molto forte a Beco che si è legato alla Lega Basket per 3 anni in un momento particolarmente difficile, come si diceva, economicamente difficile. Il dottor Mangiacotti, che è il country manager, poi conosceremo meglio di Beco Italy, è stata la persona diciamo fondamentale per arrivare a chiudere questo tipo di rapporto di un'azienda che comunque è tra le prime aziende in Europa. Oltre a loro si è avvicinato anche un'altra azienda straniera, tra virgolette, che è Paddy Power, Gaming e Betting. Anche qui ringrazio il dottor Allara che ha voluto proprio far parte della nostra famiglia, e poi abbiamo i 2 partner storici che è Telecom Italia e Molten con Advanced Distribution. Fatto questa premessa qui, gli spunti di interesse sul campionato sono innanzitutto che dopo le vicende estive ci siamo trovati ad anticipare di un anno quella che diciamo poteva essere per noi una piccola riforma, perché dalla prossima stagione sportiva, quindi dal 13-14, la Serie A sarà l'unico campionato professionistico
e tutti gli altri saranno un settore non professionistico. E quindi da questa stagione ci sarà una sola retrocessione, quindi nel contesto generale che si diceva, questo qui, senza tanti giri di parole, è certamente un grande aiuto. L'altro tema molto importante è l'accordo che abbiamo fatto sull'eleggibilità. Questi sono due temi particolarmente significativi e importanti che permettono una maggiore competizione e soprattutto permettono di riguardare i costi, perché come dicevi tu l'austerità certamente deve portare una maggior saggezza. E onestamente questo aspetto qui si vede già in pratica e quindi questo è un percorso che noi dobbiamo continuare ad alimentare. L'altro aspetto estremamente significativo riguarda il sorteggio arbitrale che vedrà una fase nella stagione regolare mista dove 2 arbitri saranno sorteggiati in base a delle fasce e il terzo nominato dal designatore. Nei playoff e nella Final 8 di Coppa Italia il sorteggio sarà integrale. Quindi questi sono, diciamo, gli aspetti più importanti di quello che riguarda l'aspetto veramente sportivo. Voglio soffermarmi invece su un aspetto con cui tra l'altro con il Presidente Petrucci abbiamo discusso tantissimo. Noi oggi viviamo di sponsorizzazioni, di pubblicità che diciamo è il nostro punto di riferimento. La situazione economica è quella che sappiamo, le difficoltà ci sono, trovare e reperire nuove risorse è difficile, i presidenti stanno facendo grandissimi sacrifici per mantenere questi livelli di attività. Io credo che oggi sia venuto il momento per chi fa, diciamo, tra virgolette, la politica, di rivedere una legge che è obsoleta, che è la legge 91 sul professionismo sportivo, che ci penalizza in una maniera incredibile, che va a penalizzare comunque gli altri sport, perché oggi è impensabile che noi possiamo avere le stesse regole che ha il calcio nel sistema del mondo professionistico. Se ne parla sempre, poi puntualmente il discorso rimane tale, non c'è mai una prosecuzione nel discorso e credo che la politica, chi ci governa, deve pensare che mantenere questo sport ha bisogno anche di queste cose qui. Non si può solo pensare che devono esserci dei presidenti, mecenati, che hanno passione, che mantengono da soli questa attività. E quindi questi sono dei passi importanti che, anche se il presidente del CONI, diciamo, posso dirlo che sarà il futuro presidente della federazione, si può dire? Possiamo dirlo? Possiamo dirlo? È candidato, se è candidato, casualmente anche unico, possiamo dirlo. Credo che questo deve essere un tema centrale perché da questo discorso può rinascere anche una situazione più positiva e quindi gli sforzi dei presidenti devono essere anche affiancati da una sensibilità politica che deve modificare queste regole. Presidente Petrucci, allora mi sembra che Valentino Renzi, se lei è candidato e come è probabile che succeda, diventerà presidente della Federbasket, mi sembra che il piatto è ben pronto e ben servito per impegni mica male nella pallacanestro italiana. No? Condivido quello che ha detto Valentino Renzi. Anzitutto io voglio fare i complimenti alla Lega e devo dire che ho sempre seguito anche questi anni da presidente del CONI le maggiori manifestazioni, i maggiori incontri, quindi le Final Four, le partite della nazionale. E devo dire che ha sempre ben organizzato. Oggi ne è una testimonianza. Io sono uscito 13 anni fa da presidente federale perché è chiamata alla presidenza del CONI e devo dire che come candidato alla presidenza del basket, laddove fossi eletto, ci saranno una serie di problemi, però voglio chiarire subito. La pallacanestro non è allo stato così basso come tante volte si legge, si evince, ma perché? Io faccio semplici considerazioni. Il calcio sarà sempre il primo sport, ma qual è lo sport che dopo il calcio riempie i palazzetti? La pallacanestro. Qual è lo sport che con tutta la crisi che c'è, anche di spazio, però riesce a occupare un po' di spazio o tanto spazio per un giornale o per 2 giornali? La pallacanestro. Qual è lo sport nel mondo che ha un NBA? La pallacanestro. Qual è lo sport che all'Olimpiade un biglietto per una partita di basket non lo trovi nemmeno a pagarlo oro? La pallacanestro. E allora noi che facciamo parte di questa famiglia dobbiamo essere ottimisti,
pensare in positivo, pensare in grande. Dobbiamo ricreare quell'entusiasmo che è necessario, altrimenti chi pensa in piccolo rimane piccolo. Dove voglio arrivare? Rispondendo a Renzi dico subito che è vero, si parla sempre delle scadenze del CONI, ma scadrà il governo, scadrà la Presidenza della Repubblica. È chiaro che uno dei primi punti che noi dovremo cercare di aggredire, di ottenere, è quello della revisione della legge 91. Abbiamo fatto 2000 tavoli, e quando ero Presidente del basket e da Presidente del CONI. Purtroppo le scale di priorità del Paese sono tali che ogni volta quando ti avvicini ti guardano. Questa mattina Beretta ha fatto un'intervista, l'avrete vista in televisione o le agenzie, dove parla del problema stadi, no? Il problema stadi c'è anche i palazzetti dello sport, non va avanti. Oggi chi è che ha il coraggio di andare dal Presidente e dire senti allora subito mettimi questo? Ma noi ci proviamo, ci proveremo, ci dobbiamo credere. Ed è uno dei primi punti che io vorrò affrontare, perché io ho fatto una 3 giorni di basket sabato con i presidenti regionali, che ringrazio. La sera ho assistito alla vittoria di Cantù, faccio anche io i complimenti al Presidente. Ecco, queste sono le famiglie straordinarie che quando si avvicinano alla pallacanestro non fanno che bene. E in ogni circostanza, l'ho conosciuta personalmente, la famiglia del Presidente di Cantù è una famiglia bella e straordinaria che ragiona sempre in positivo, anche nelle sconfitte non ha mai alzato la voce. Ecco, questa è un'etica che dobbiamo mettere in atto per tutti quanti. Fare i complimenti sempre a Siena, perché è la società che ha tenuto alto il nome italiano in Europa, pur poi non arrivando alla fine a certi risultati, ma Minucci è una persona straordinaria. Stiamo a Bologna, come non fare i complimenti a Sabatini, che nonostante tutte le difficoltà, lo dico sempre, mantiene. Poi non voglio fare altre citazioni, perché certamente tutte sono degne. Allora che voglio dire? Amici Presidenti, una delle prime cose che farò laddove eletto è incontrarvi attraverso la Lega tutti quanti. Cercare di fare un discorso logico sulla nazionale. La nazionale ha ricreato entusiasmo. Io ho 2 spot che vorrei significare. La vittoria italiana contro la Turchia in Turchia e il canestro di Datome a Sassari. Questi sono 2 spot, poi tanti altri bei canestri ci sono stati, tante altre belle vittorie. E poi vorrei ricordare 3 grandi allenatori che hanno reso la mia, non dico fama, ma la mia carriera sportiva nel basket indimenticabili, come Alessandro Gamba, Ettore Messina e Boscia Tanjevic. E qui a loro sono affezionato. Questi hanno contrassegnato tutta tanta mia esperienza sportiva. E poi l'allenatore di oggi, Pianeggiani, un allenatore straordinario al quale parlavo quasi ogni giorno. Dino Meneghin me lo permetteva, perché il presidente federale è lui. E devo dire che mi ha conquistato per il lavoro fatto e mi ha conquistato per le idee che ha. Questa nazionale, amici presidenti, deve essere proprio il punto di partenza di un rilancio della pallacanestro. Io lo so, voi investite per il campionato è lo spot per 8-9 mesi l'anno e deve essere sempre più importante, fa bene Valentino Renzi e i presidenti a reclamizzarlo, ma la nazionale è e rimane quella che ti fa richiamare l'attenzione da tutta la stampa, da tutto il mondo. Avete visto la Spagna, quello che è accaduto per il basket. La Spagna non stava avanti a noi, anzi tutt'altro. Noi, Dino Meneghin giocava, la battevamo sempre. L'abbiamo battuta sia in nazionale, l'abbiamo battuta sia nella Coppa dei Campioni, non solamente con Roma. La nazionale è e rimarrà l'unico punto di riferimento per richiamare lo spot sul mondo del basket. E allora oggi parte un campionato bello, sarà veramente interessante, perché come sempre è stato il campionato di basket. Ma noi da questo dobbiamo ripartire. Valentino Renzi è un presidente che lavora seriamente. A lui dico, oggi sono presidente del CONI, Valentino lavora molto per la televisione. Noi attraverso la televisione possiamo reclamizzare il nostro prodotto. So che non è facile per te, per voi, per anche la federazione, ma la federazione adesso ha un contratto solido. Lavora molto perché attraverso la televisione i giovani si possano avvicinare. Noi negli spot siamo i primi, siamo ancora i primi nelle immagini di basket per gli spot televisivi. Ecco, io facendo i complimenti a te Valentino Renzi, ma anche al nuovo sponsor, te l'ho detto per telefono il giorno che l'hai ufficializzato, non è facile oggi reperire uno sponsor, tu ci sei riuscito. Bravo a Dino Meneghin che ha reperito uno sponsor per gli arbitri. Ecco, diciamo che da queste 2 sottoscrizioni di contratti parte la pallacanestro italiana, perché la gente ancora crede, le aziende ancora credono in un momento di crisi.
Quindi buon campionato, in grande in bocca al lupo a Dino Menechino e Valentino Renzi. Grazie, grazie Presidente. Dino, sei cortesemente... Ok, grazie. Beh, Dino, insomma, d'accordo tutti sulla nazionale. Mi sembra che ufficializzato o quasi il fatto che sei arrivato al termine di questa tua esperienza da Presidente federale, mi sembra che lasci con un bel ricordo questa nazionale imbattuta alle qualificazioni e comunque il lavoro fatto, non dico solo questo, ci mancherebbe altro, questa è la ciliegina di un tuo lavoro egregio fatto finora in seno alla federazione. Vuoi fare un bilancio? Vuoi anche te aggiungere qualcosa a quello che ha detto il Presidente Petrucci sulla nostra squadra? Beh, buongiorno a tutti. No, i bilanci forse li farò un po' più avanti. Il 31 dicembre. No, quello di cui sono estremamente felice, orgoglioso, chiaramente sono i risultati delle nazionali, femminili e maschili. Faccio un esempio banalissimo. Ieri sera tornavo da Monaco, dove è stato un board straordinario della FIBA, e appena atterrati, prima di scendere, il comandante, il pilota dell'aereo è uscito per farmi i complimenti per la nazionale, perché ha visto le partite, entusiasta soprattutto del carattere della squadra, di come è stata gestita, di come è stata guidata dallo staff tecnico. Ha detto, finalmente abbiamo una squadra che si può definire tale. Ecco, questa è poche parole, ma che mi hanno gratificato di molte altre parole, di alcune sofferenze, ma soprattutto alla fine della fiera si sa che il lavoro paga sempre. Quindi il merito di tutto questo va chiaramente a coach Pianeggiani e ai suoi assistenti, ai ragazzi, certo, e chiaramente anche a coach Ricchini e ai suoi assistenti e alle ragazze. Certo. Adesso abbiamo acquisito, soprattutto a livello internazionale, più credibilità. Anche lì al board ieri mi facevano i complimenti per i risultati acquisiti, per il modo in cui abbiamo giocato. Avere credibilità a livello internazionale è importantissimo, per questo ti consente di avere magari migliori arbitri, di avere ranking migliori, ma soprattutto la considerazione a livello globale. E questo poi di conseguenza si riflette anche sulle competizioni europee dei club, perché sicuramente non ti mandano degli arbitri scalzacani, ma ti mandano gli arbitri migliori e quant'altro. Non voglio parlare oltre, voglio fare prima di tutto in bocca al lupo alla società, a Valentino Renzi, al grande lavoro che sta facendo e che sicuramente farà più avanti. Sono felice che il prossimo è unico candidato per la presidenza. Sì. A me non salti fuori qualcun altro, ma non credo. Te non ti ricanti, no, Dino? No, faremo subito dei tagliafuori. Ma sono felice che ritorni alla guida della Federazione Italiana Pallacanestro, perché è una persona che ha prima di tutto grande esperienza a livello di basket, prima fatta come segretario generale, poi come presidente, poi è passato, ha avuto una svicolata sul calcio che non mi è piaciuta, ma comunque glielo perdoniamo. Poi è stato per anni a capo del CONI, quindi ancora più forza nella persona, ancora più esperienza qualora ce ne fosse bisogno. Quindi è un ritorno a casa per cui sono sicuro... Cioè non è uno nuovo, mi pare di capire, nel basket. Non è di primo pelo, diciamo. Però diciamo che io, con tutto il Consiglio federale che ha lavorato in questi 4 anni difficilissimi, sotto tutti i punti di vista, perché abbiamo attraversato forse il periodo più nero dal dopoguerra dal punto di vista economico, e questo si rifletteva chiaramente su tutto quello che è l'organizzazione dei campionati professionistici, dilettantistici, maschili, femminili, gli arbitri. Però... come si dice sempre, quando c'è da lavorare si deve lavorare ancora più forte. Ci sono problemi economici? Noi siamo qua. Ci sono difficoltà? Noi siamo qua. Ci sono dei problemi da risolvere? Noi siamo qua. Nessuno scappa. Magari prenderemo dei pesci in faccia, li abbiamo presi. Però abbiamo presi solamente non per difendere il giardino di uno o di un altro, ma solamente pensando all'obiettivo finale, che è quello del nostro movimento. Sicuramente abbiamo appestato i piedi a qualcuno, abbiamo scontentato qualcuno, ma non sicuramente per cattiveria o perché per negligenza o quant'altro, ma perché in queste cose mi sono accorto con l'esperienza fatta in questi anni, purtroppo non bisogna pensare al singolo, bisogna pensare al collettivo, bisogna pensare a cos'è la cosa migliore per il collettivo, per il movimento. E quindi molto spesso avremmo preso anche sicuramente delle decisioni antipatiche, però era necessario per salvare il movimento, e anche questo sarà un problema che affronterà purtroppo anche il Presidente. Non te lo auguro, ma purtroppo ogni tanto può capitare. Però tutto questo lavoro è stato fatto soprattutto perché alla base di tutto c'era la passione per il basket. Il cercare di essere utile anche fuori dal campo sicuramente è molto più difficile, però assolutamente esaltante dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista umano. E quindi io, parlando del campionato, sono felice che sia entrato chiaramente un nuovo sponsor, perché ancora una volta la pallacanestro, anche se vive il momento difficile economico, sa attirare al proprio interno nuovi nomi importanti
che sappiano veramente esaltare quello che è il nostro movimento, renderlo ancora più popolare qualora ce ne fosse bisogno. Complimenti chiaramente a Cantù per l'esaltante vittoria. Ho potuto purtroppo vederla solo in differita, ma me la sono goduta fino in fondo, per cui non per il risultato Minucci, ma soprattutto perché è stato un bellissimo spettacolo. Il Pala 105 era pieno e quindi grande tifo, grande entusiasmo. Ultima cosa, siccome ho visto qui i nostri ragazzi della nazionale, devo dire che sono estremamente orgoglioso e felice di quello che hanno fatto. Loro hanno dimostrato sul campo con i fatti che le parole passano in secondo piano. Hanno lavorato tutta l'estate duramente, sacrificando gli affetti familiari, le vacanze, con l'unico scopo che era quello di far qualificare la nazionale ai prossimi campionati europei. E quindi sarò eternamente grato a loro, come lo sono sempre stato, perché la nazionale è la locomotiva di tutto il nostro movimento. Se la nazionale vince, noi riusciamo a catalizzare l'interesse anche di chi non la segue tanto. Sì. Siccome sono abbastanza riconoscibile, perché sono alto, il naso grosso, eccetera, eccetera, anche se molti mi scambiano per il cugino di Yuri Keiki, però quando cammino per strada o in stazione o all'aeroporto o per le vie normali, molta gente mi ferma e mi chiede della nazionale. Negli ultimi tempi sono stato fermato molto più spesso perché mi facevano i complimenti per la nazionale. E gente dice, guardi, io non la seguo più la pallacanestro dei tempi del Simmental. Buonanotte. Cioè, ma ancora un po' mi diceva, eravamo io, Garibaldi, Nino Bixio, e guardavamo il Simmental. Però nonostante questo vuol dire che la nazionale, come diceva giustamente il Presidente Petrucci, è sicuramente lo specchio di tutto il nostro movimento. Per cui un invito alle società di chiaramente seguire i loro programmi, progettare il loro futuro, stando attenti chiaramente a quello che è la parte economica, che è la parte più difficile. Ai giocatori, l'ho detto l'anno scorso e lo ripeto quest'anno, di limitare le loro pretese economiche. Molti l'hanno fatto, l'ho letto e mi congratulo con loro, per questo vuol dire capire quali sono le esigenze delle società, che senza questa comprensione correrebbero il rischio di sparire. E quindi spero ardentemente che i club, gli allenatori, i presidenti, i dirigenti sportivi abbiano ancora più fiducia nei nostri giocatori. Attraverso i risultati di quest'estate i nostri giocatori hanno fatto vedere che con un po' di più fiducia, con un po' di coraggio, con un po' più di attenzione possono stare in campo benissimo contro i migliori. Quindi un po' più di spazio per i nostri giocatori che servirà loro per migliorare le loro qualità tecniche e mentali ed essere utili prima di tutto per il club e poi di conseguenza anche per la nazionale. Grazie. Grazie Dino. Beh, insomma, Valentino, mi sembra che abbiamo veramente affrontato tutti i temi, possiamo dare il via, no, a questo campionato ufficialmente. Sì. Le idee ce le abbiamo ben chiare. Adesso dalle parole ai fatti. Bravo, dalle parole, no, scusami, bravo, dico dalle parole ai fatti. Adesso mi sembra che tutti abbiamo le idee ben chiare. Certo, oggi non è la giornata della nazionale, però mi sembra di capire che bisogna partire da lì. I presidenti poi naturalmente ognuno lavora per le proprie società, però ha detto bene Dino, se l'Italia va bene, ma poi succede in tutti gli sport, quando la nazionale va bene di riflesso e di conseguenza poi il campionato viene più seguito, no? Valentino, quindi possiamo cominciare con il campionato con questo augurio. Non c'è dubbio, molti degli interessi della Lega sono gli stessi interessi della federazione, certo. E quindi alcuni percorsi è doveroso che li facciamo insieme, certo, non c'è ombra di dubbio. I presidenti sono consapevoli di questo, è inutile dirlo, e non voglio neanche ripetere le cose che sono state già dette perché ovviamente rappresentano molto la verità. Quindi io auguro a tutti voi, ai giocatori, agli allenatori, agli amici presidenti, dirigenti e anche al lavoro dei giornalisti un buon campionato. Molto bene, grazie allora al Presidente di Lega Valentino Renzi, grazie al Presidente del CONI Gianni Petrucci, grazie a Dino Meneghini, Presidente della Federbasket, che salutiamo, grazie. Allora, dicevamo, senza lo sponsor si sa, non dico che non si va avanti, ma è molto difficile andare avanti e trovare uno sponsor come hanno fatto gli amici del basket per i prossimi 3 anni non è stato facile, con un'azienda peraltro che, come scopriremo adesso, non è che arriva adesso nel basket, soprattutto nel resto d'Europa, è un'azienda che è già da tempo molto vicina nel basket. Andiamo a conoscere quindi che cos'è la Beko. Vi siete accorti che il mondo non è più lo stesso? È cambiato. In realtà non è cambiato da solo.
siamo noi che l'abbiamo cambiato. Vi siete mai resi conto che le specie animali non stanno semplicemente sparendo, ma sono costrette all'estinzione? Che il clima non è semplicemente cambiato, ma è in via di trasformazione. Che le risorse naturali non si sono semplicemente ridotte, ma stanno per esaurirsi? Certo che ve ne siete accorti. Ve ne siete accorti perché anche gli esseri umani stanno cambiando. Oggi, più di 1 miliardo di persone in 121 paesi hanno spento le luci per richiamare l'attenzione sul cambiamento climatico globale. Gli esseri umani stanno iniziando a pensare in modo diverso e una nuova generazione sta crescendo con consapevolezza e fiducia, perché si preoccupano, proteggono, si prendono cura di loro stessi e del mondo. Questa generazione si sta adoperando per un futuro migliore. Oggi un movimento partito con 50 ciclisti che pedalano per proteggere la natura continua a crescere con migliaia di persone in oltre 300 città. Questa generazione è a conoscenza di tutto. Questa generazione combatte per la sua libertà economica e affronta senza paura quelle persone che vogliono opprimerla. Questa generazione è consapevole del proprio potere. Questa generazione sceglie marchi che si preoccupano per l'ambiente, marchi che si prendono cura del mondo e che partono dagli stessi principi. We ought to approach this challenge with a sense of profound joy and gratitude that we are the generation to solve this crisis and lay the basis for a bright and optimistic human future. Questa generazione protegge la natura, conosce il valore del tempo, non spreca denaro. Partendo da questi valori è anche attenta alla qualità e alla tecnologia. Questa generazione si impegna per un mondo migliore. Beko è oggi uno dei marchi con la più elevata crescita negli ultimi 5 anni ed è uno dei 3 principali marchi in Europa. Siamo presenti in oltre 100 paesi. Siamo orgogliosi dei nostri successi e continuiamo ad essere un astro che cresce in tutto il mondo. Perché Beko è un marchio che da sempre protegge la natura, il mondo e l'ambiente. Perché Beko è un marchio che offre la più avanzata tecnologia al mondo. Perché Beko è un marchio che ha a cuore le esigenze dei consumatori e offre soluzioni intelligenti e design all'avanguardia. Beko è la scelta di oggi e del domani. Un mondo nuovo, una nuova generazione. Perché noi siamo Beko. Siamo sempre più la scelta di una generazione smart. Beko. Smart Generation. E allora, volevo qui con me Federico Mangiacotti, che è il country manager di Beko Italia. Buongiorno Federico, buongiorno. Buongiorno, grazie. Grazie, insomma, benvenuto tra noi del basket, anche se voi adesso poi lei ce lo spiegherà dopo che nel basket non siete nuovi, perlomeno in Europa. Quindi perché avete fatto, anzi no, facciamo così, chi siete innanzitutto? Direi che dopo aver visto questo film, l'abbiamo già abbastanza capito. Però, insomma... Abbiamo capito che Beko fa elettrodomestici. Questo sì. Quindi probabilmente quello che non tutti sapevate è che Beko è leader in Europa, uno dei primi 3 marchi per quota di mercato e quindi che dire? Perché avete scelto? No, avete scelto, perché avete aggiunto anche l'Italia, perché adesso ci dirà che nel basket ci siete già in altre nazioni. Soprattutto perché noi crediamo che i valori di questo bellissimo sport siano totalmente in linea con i valori di Beko. Noi amiamo dire che Beko è un marchio smart, marchio dinamico e quindi diciamo un marchio che si rivolge soprattutto ai giovani perché
i giovani sono tra i principali target a cui Beko intende comunicare i propri valori. Dicevo prima che siete presenti in Europa in tantissime altre nazioni, altri campionati anzi, no? Specificamente, a parte le vostre industrie, ma in campionati dove siete già? Cosa sponsorizzate già? Certo. Noi oggi ci leghiamo per 3 anni alla Lega Basket Serie A, però ecco, come ricordava, noi siamo legati da anni con le più importanti leghe a livello internazionale, siamo title sponsor in Turchia, in Germania, in Russia, in Lituania. Quindi poi non bisogna dimenticare anche la partnership con la FIBA per l'organizzazione dei campionati europei e dei campionati mondiali. Io direi però che oggi siamo fieri di essere a fianco diciamo, di tutte queste importanti leghe, però ci tengo a precisare che con questo accordo con la Lega Basket Serie A possiamo dire che oggi questo è il nostro fiore all'occhiello. Ecco, perché questo mi piaceva quando l'ho incontrato prima. Mi ha detto, ma forse perché lei è italiano e il suo capo è turco, non so, ci capisce, sì? Ci sta ascoltando? No, capisce. Ci capisce bene. Capisce. Lui è italiano e dice, ma io sono più contento perché abbiamo preso anche il campionato italiano. Lei sarà più contento perché avete il campionato turco, però a prescindere da queste battute mi sembra proprio che come vostra strategia, come vostro obiettivo il campionato italiano, lo ritenete proprio un fiore all'occhiello. Certo. Per quale motivo? Perché vi piace probabilmente l'approccio dei presidenti, vi piace lo sviluppo del campionato? Io da ex giocatore, ovviamente non a livelli professionistici, ma da grande appassionato di basket, ritengo che la pallacanestro ha bisogno veramente di persone, di aziende, imprenditori che la supportino. Noi siamo anche pronti e vogliamo collaborare per allargare la base, diciamo, dei giovani che amano questo sport, siano essi, diciamo, ragazzi che vogliono essere protagonisti sui campi, ma anche fare qualcosa, per esempio, per i ragazzi che vogliono anche semplicemente sostenere e andare nei palazzetti, certo, e a supportare la propria squadra. Certo. Va bene, allora benvenuti nel basket italiano. Grazie. Io volevo concludere proprio per ringraziare a mia volta gli amici della Lega Basket, il presidente Valentino Renzi, anche Maurizio Bezzecchi, che non vedo adesso dove sia, ma veramente per la tenacia che tutti quanti insieme abbiamo messo per portare avanti questo progetto molto importante. Per cui buon campionato a tutti e complimenti ancora a Cantù per la bellissima partita a Siena, un grande spettacolo, un buon inizio veramente per questo grande campionato che va a iniziare. Avete visto la partita e avete detto abbiamo fatto bene a venire in Italia? Assolutamente sì. Grazie dottore, grazie. Salutiamo allora Federico Mangiacotti e benvenuta naturalmente alla Beko, che ci accompagnerà per i prossimi 3 anni in questo campionato. Allora, abbiamo parlato della nazionale, perché chiaro, dicevo prima, i giocatori della nazionale poi vengono dai club, comunque si allenano con i club tutta la settimana, insomma fanno il loro campionato e poi sfociano in quella maglia azzurra che credo che sia, insomma, obiettivo e ambizione un po' di tutti e noi ne siamo veramente orgogliosi e ce la ricordiamo anche così. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find you standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Complimenti alla nostra nazionale che adesso
qualche rappresentante ce l'abbiamo qui, voglio agganciarmi a quello che abbiamo detto prima con Beko, ricordando anche l'ingresso di Paddy Power, che è il nuovo gaming and betting partner, e poi ci sono delle conferme importanti per ciò che riguarda la Lega Basket, la nostra stagione, ovvero la Telecom, che è il nostro partner tecnologico, poi e i palloni della Molten, che sono i palloni ufficiali. Allora, abbiamo visto i nostri ragazzi, io direi, prima di chiamarne qualcuno qui e sentire, andare a parlare di campionato, perché insomma la qualificazione l'avete ottenuta, quindi adesso vi dovete tuffare nel campionato. Voglio ricordare che quest'anno, anzi pochi giorni fa, due grandi ex azzurri hanno fatto gli anni. Uno, lo salutiamo con un applauso, non è qui con noi, ed è Pierluigi Marzorati, che è arrivato al raggiungimento di 60 anni, lo salutiamo, un grande azzurro. E un altro che è qui, che mi ha detto di non dire quanto, ma era già sui giornali, dov'è? Non lo vede, Gianmarco Pozzecco. Dov'è Gianmarco? Eccolo lì. Ciao Gianmarco, auguri per i tuoi antanni, e quindi abbiamo capito, no, a quanto siamo arrivati. Vediamo se riusciamo a far arrivare la camera anche per farti vedere, ringraziare, farti gli auguri insomma da parte della Lega Basket per i 40 anni di due grandi azzurri. E allora li chiamiamo con noi, gli azzurri che sono qui presenti, cominciando dalla Virtus Bologna, Poeta e Gigli. Ciao ragazzi, dalla Virtus Roma, da Tome. Da Siena, Hackett. Da Reggio Emilia, Cinciarini. Da Cremona, Vitali. Da Pesaro, Cavaliero. Ciao ragazzi, buongiorno. Ricordo anche Aradori e Cusin sono impegnati nelle qualificazioni dell'Eurolega, che parte domani, il qualify round per Cantù. Chiotti con Milano è impegnato in un torneo in Spagna, il Viggiano che gioca a Brindisi, che è impegnato anche nel campionato che comincerà mercoledì proprio contro Siena, e Magro che è con Venezia. Allora, ragazzi, vabbè, quello che avete fatto lo vediamo, la schiacciata da Tome è rimasta ormai nell'immaginario collettivo di tutti quanti. Adesso però si comincia con il campionato. Da dove cominciamo? Da Bologna, visto che siamo a Bologna. Che dici, Gigli? Che campionato sarà? Cosa ti aspetti per la tua Bologna e per il campionato? Ma innanzitutto noi speriamo di fare un'altra buona stagione come quella dell'anno scorso. Come dicevi prima, magari noi, ma anche altre squadre, hanno dovuto fare delle rinunce a livello di budget, ma purtroppo il momento è questo e noi dobbiamo pensare a giocare e a fare il meglio possibile. Il prossimo campionato sicuramente sarà molto combattuto, forse più combattuto di quello passato, staremo a vedere. Adesso non so dove potremo arrivare, noi abbiamo cambiato tanto, siamo rimasti a Peppe, abbiamo preso dei giocatori di sicuro livello, ancora non siamo a cosa possiamo ambire, però sicuramente siamo fiduciosi. Tutto da scoprire. Poeta, quindi tu che sai come andrà a finire il campionato? Non lo so sicuramente che ci sono, come hanno detto tutti, meno risorse economiche, però vedo tante idee, tanti progetti, quindi sarà sicuramente un bel campionato e resta uno dei più belli in Europa. Questo senz'altro. Allora, questa schiacciata, vabbè, poi tutti si meravigliano, ma te ne fai a ripetizione, no? Tutti i giorni. Tutti i giorni, vero? Però se ti riesci in maglia azzurra in una qualificazione europea non è male, no? No, a parte il gesto, mi ricordo un piacere, insomma è stata una serata magica, una cornice di pubblico clamorosa, una vittoria importante, nessuno pensava potessimo vincere la Turchia, invece è stata una serata da ricordare. Però adesso ti metti la canotta di Roma e si comincia. Come? Canotta di Roma, si ricomincia, è una squadra totalmente nuova, work in progress, quindi io sono arrivato da una settimana, 10 giorni, stiamo lavorando, c'è tanta voglia di fare, chiaramente, tanti giovani che vogliono mettersi in mostra, meno nomi affermati, ma più gente che vuole farsi vedere, quindi più gente con fame, che può caratterizzare tutto il campionato, quindi noi siamo una di queste squadre. Grazie. Hackett è arrivato a Siena, nella Siena che negli ultimi anni ha vinto sempre, quindi non so se è una responsabilità in più, ma comunque insomma è una piazza dove bisogna far bene da subito, lo sai, no? Lo so, certo. Per me è un grande onore vestire la maglia di Siena, è un club che ha vinto tutto negli ultimi anni, che è riconosciuto in Europa in modo incredibile, quindi è una responsabilità grande, però è per noi che abbiamo cambiato tanto una sfida, questo è il bello della pallacanestro, mettersi in discussione. Siena l'ha fatto cambiando tanto, non si diventa campioni dalla sera alla mattina, dovremmo lavorare e lavorare sodo.
Grazie, andiamo da Cinciarini perché Reggio Emilia assieme a Brindisi e la squadra sono le due squadre che sono arrivate in Lega A quest'anno. Reggio Emilia punta sempre sulla tua regia per confermarsi anche in Lega A dopo aver vinto la Lega 2. Ma diciamo che siamo una neopromossa che ha mantenuto un gruppo della Lega 2 che l'ha vinta e quindi sicuramente partiamo già da una base solida. Poi abbiamo aggiunto giocatori importanti, dobbiamo ancora cercare l'amalgama giusta perché siamo arrivati in ritardo, chi era in nazionale come io e Brunner o il nuovo play americano che è arrivato da poco. Però sappiamo che il nostro obiettivo primario è quello della salvezza, sappiamo che Reggio è una piazza che vive di basket e quindi penso che ce la possiamo fare a restare in Serie A che è l'obiettivo di tutta Reggio. Grazie Cinciarini. Vitali, ti sei accasato da poco, no? Stai ancora cercando casa probabilmente a Cremona, o no? Sì, sto ancora finendo di pulirla. L'hai trovata, come che già questo è importante. Con quali ambizioni, Vitali? Noi abbiamo ambizioni più modeste, vogliamo salvarci, siamo una squadra giovane con tanti esordienti, abbiamo un coach esperto che ci fa lavorare duro, molto duro. E io personalmente sono molto contento e non vedo l'ora di ricominciare ad allenarmi. Sono stato fermo 3 giorni e niente, sarà un campionato secondo me diverso dagli altri anni, un campionato più equilibrato. Quindi le sorprese possono essere dietro l'angolo sempre. Dove ci saranno delle sorprese. Cavaliero va a Pesaro, Pesaro è una piazza storica del basket italiano e quindi anche Pesaro la sua parte la vorrà recitare, no? Beh, assolutamente sì, tanto l'obiettivo di giornata è fare lo sgambetto da Tome perché ci giochiamo domenica prossima al primo campionato e sarà un campionato difficile, sicuramente sì, anche noi budget ridotto, squadra nuova, gente nuova però abbiamo tanta voglia di fare per il nostro pubblico, per la gente che fa dei sacrifici per venirci a vedere la domenica e la gente che ci ferma e ci dice ragazzi io non vado fuori, però l'abbonamento la vuole la faccio, noi dobbiamo giocare per loro. Certo. Grazie ragazzi, grazie a tutti, sono i nostri ragazzi della nazionale e rappresentanti delle squadre di club che abbiamo conosciuto. Grazie ragazzi, salutiamo Poeta, Gigli, Datome, Hackett, Cinciarini, Vitali e Cavaliero. Grazie ragazzi, in bocca al lupo naturalmente per il campionato. Comunque devo dire che Datome in fatta ed eleganza vi batte tutti, ma proprio senza non c'è partita. Da questo punto di vista Datome ha già stravinto. Va bene, allora abbiamo visto i ragazzi, li abbiamo sentiti, adesso obiettivi e quali sarà? Perché poi il termine giovani, no? Presidente, risuona spesso, l'avete detto voi, l'hanno detto anche loro che sono consapevoli di questo campionato giovane, perché poi se ci li facciamo crescere in casa i giovani tanto meglio. E allora quali sono gli obiettivi, dicevo, e quale sarà il giovane rivelazione della stagione? L'abbiamo chiesto ai nostri allenatori che hanno risposto così. I nostri obiettivi sono quelli di raggiungere i playoff e vincere l'ultima partita della stagione. Il giovane italiano di talento che sarà alla ribalta nella prossima stagione è Cervi di Reggio Emilia. Siamo migliorati l'anno scorso nei risultati in tutte le competizioni e l'obiettivo ambizioso, difficile, ma che dobbiamo avere tutti ben chiaro è lo stesso. A me piacerebbe che Meli e Gentile facessero un passo avanti in più e che non dimentichiamoci che hanno ancora 20 anni entrambi, uno più uno meno, che si rinforzassero nella loro realtà, identità di giocatori di Serie A di primo livello. Gli obiettivi, sappiamo che sarà difficile ripetere il campionato dell'anno scorso, ma stiamo inserendo i nuovi giocatori, abbiamo sempre lavorato per raggiungere degli step che sono salvezza e playoff. Per il miglior giovane dell'anno penso alla Ganà di Biella. Vogliamo salvarci con un budget inferiore all'anno scorso, quest'anno dobbiamo assolutamente stringerci e lottare per la salvezza che vogliamo conquistare a tutti i costi. Dico Gentile, anche se spero che i nostri traini e amici possano avere spazio per dimostrare il loro valore. Cercare di stare attaccate alle due grandi, sarebbe bello tornare in finale un'altra volta, sappiamo che è difficile,
e riqualificarsi per l'Eurolega. Il talento italiano che sicuramente avrà un futuro radioso è il piccolo Gentile di Milano, tanto piccolo non è, ma è un giocatore straordinario. Sogniamo di fare meglio dell'anno scorso, quindi raggiungere la semifinale scudetto. Beh, ci auguriamo tutti che sia Matteo Imbrò. Gli obiettivi della mia squadra, dell'Umana Reyer Venezia, sono cercare di confermare la stagione dello scorso anno, di arrivare a raggiungere i risultati dell'anno scorso e poi magari con uno sforzo in più e un po' di più intelligenza anche migliorarli. Il giovane italiano che penso uscirà alla ribalta sarà Achille Polonaro, un ragazzo che sta crescendo moltissimo e che avrà un buono spazio e sono molto positivo sulle sue qualità. Speriamo di riuscire a fare un passo in avanti, sapendo che la concorrenza è durissima, però ci sono dei presupposti per fare bene sia nel breve che nel lungo periodo. Secondo me ce n'è più di qualcuno che quest'anno dovrà confermarsi ad altissimo livello, e parlo di vari Gentile, parlo di Melli, però parlo anche di Polonara e dei miei Polonara e De Nicolao. Gli obiettivi della Scandone sono quelli di confermare le prestazioni degli ultimi anni e cercare un posto nei playoff. Il giovane italiano che sicuramente avrà un grande impatto nel campionato penso possa essere Nicolò Melli, però ce ne sono tanti altri che possono affacciarsi sulla ribalta nazionale, e tra questi metterei Matteo Imbrò della Virtus Bologna. Gli obiettivi della mia squadra per questa stagione sono quelli di mantenere il diritto sportivo. Il talento italiano che può uscire alla ribalta mi auguro che possa essere Luca Vitali. Speriamo assieme di ridare alla nazionale e al movimento italiano un giocatore dal grandissimo talento. La permanenza o salvezza in Serie A è l'obiettivo fondamentale. Secondo me Imbrò con un buon minutaggio è uno che ha già la faccia tosta per poter dire qualcosa in questo campionato. Per quello che riguarda la Virtus Roma aspettiamo la chiusura del mercato delle altre squadre per capire la forza di tutte, ma sicuramente giocheremo per poter ambire a un posto dei playoff. Miglior giovane del campionato sicuramente Alessandro Gentile, dopo quello che ha fatto vedere la passata stagione. Di poter permettere alla società di consolidarsi, di poter programmare il futuro, e quindi l'obiettivo è quello di ritrovarci in Serie A alla fine del campionato, lasciando stare i più famosi, quelli che già hanno dimostrato di reggere la categoria. Direi un nome fra tutti, tra quelli più emergenti, Imbrò. L'obiettivo principale quindi è quello della salvezza, poi se saremo bravi a fare qualcosa in più è tutto di guadagnato. Ancora Alessandro Gentile e Achille Polonara. Sono molto curioso di vedere Imbrò cosa farà nella Virtus Bologna. Naturalmente rimanere in Serie A è il nostro obiettivo primario, ma soprattutto consolidarci come staff tecnico, come società, come pubblico, come città, e quindi questo è il nostro obiettivo principale. Noi abbiamo grandi speranze su Riccardo Cervi, a cui però bisogna dare il tempo per impattare un campionato come quello di Serie A molto difficile. Gli obiettivi della squadra sono quelli di centrare la salvezza prima possibile, questo quindi è l'obiettivo primario che la società, i tifosi e la squadra cercheranno di raggiungere. L'anno scorso in A2 è stato eletto miglior giovane Cervi, e penso che abbia qualità e tecnica, il talento per poter confermarsi anche in A1. Allora, questi sono stati gli allenatori, grazie. Quali sono gli obiettivi dei vostri tecnici e i ragazzi che avete sentito delle vostre squadre? Domani si gioca subito, poi dicevo prima si gioca anche mercoledì, però noi dobbiamo fare il grande in bocca al lupo a Cantù, che domani gioca la prima partita di questo qualifying round contro il Lukoil di Sofia. Lo vogliamo fare innanzitutto con le immagini dell'Eurolega dell'anno scorso, che siano di buon auspicio per poterla giocare anche quest'anno.
Complimenti, questa era Cantù l'anno scorso, Presidente Anna Cremascoli che invito a raggiungermi qui sul palco. Insomma l'in bocca al lupo gliel'hanno fatto tutte le società come ho visto, perché la terza squadra in Eurolega ci teniamo molto ad averla noi che seguiamo il basket italiano. Allora, e adesso lei può prendersi la rivincita su quello che ha detto Minucci prima. No, scherzo, ci ha detto una cosa giustissima comunque altro. Ferdinando, noi venivamo da 4 sconfitte. Stiamo vedendo proprio le immagini fresche, Presidente, così magari possiamo emozionarci con... Sì, ancora non ci credo, quindi da 4 sconfitte non 6, però penso che questo sia la dimostrazione per tutti che se una società ci crede veramente e lavora duramente, prima o poi qualche risultato arriva, quindi spero che questo serva un po' a chiunque per avere un po' di fiducia. Certo, no, poi peraltro voglio dire, adesso scherzi a parte, vincere la Supercoppa già di per sé è naturalmente un grande obiettivo. Vincerlo contro una squadra come Siena, insomma, che negli ultimi anni è stato il basket italiano, io credo che sia anche un valore doppio, superiore, no? Sì, 10 volte superiore. Infatti, quindi immagini vostre della Supercoppa, su queste immagini, allora però domani... Certo. Con che ambizioni lo sappiamo, con che spirito, con che livello di preparazione, le faccio la domanda tecnica, visto che i ragazzi e l'allenatore stanno lavorando. Uno spirito elevatissimo, un livello di preparazione purtroppo troppo breve, perché la mia quadra è a completo da 10 giorni, quindi non eravamo preparati neanche per giocare la Supercoppa, così come non lo era Siena, è una partita che avviene troppo presto, quindi si sono scontrate 2 squadre che fondamentalmente non erano ancora pronte. Così come non lo siamo per affrontare i qualifying rounds, ma noi faremo del nostro meglio. Poi abbiamo l'enorme vantaggio di giocare in casa, quindi vediamo di sfruttarla. Ne va solamente una, speriamo bene, perché insomma c'è un'altra avversaria che può darvi molto fastidio, ma però non la consideriamo. Non ci pensiamo adesso. neanche, cominciamo con quelle... Noi domani abbiamo i bulgari, quindi ci concentriamo sui bulgari, un passo alla volta, poi vedremo. Come dicevo prima con il Presidente di Siena, Cantù c'è e quindi questo ce lo teniamo ben stretto, questo segnale. Grazie alla Presidente Anna Cremascoli di Cantù, grazie Presidente, grazie, salutiamo, in bocca al lupo naturalmente, dicevo una squadra andrà all'Eurolega a raggiungere Siena e Milano dopo questo qualifying round che Cantù comincia a giocare proprio domani contro la Lukoil di Sofia. Dovesse andare male poi sarà Eurocup, però non ci pensiamo, per adesso pensiamo in positivo come siamo stati abituati finora a fare. L'Armani invece, l'Emporio Armani ha ottenuto la licenza A grazie in merito, in conseguenza alla sostituzione di Roma, quindi gioca la sua Eurolega, che noi andiamo ad augurare buona fortuna in questo modo. Questa è Milano in Eurolega, volevo chiamare qui sul palco il general manager Flavio Portaluppi, ecco qua Flavio, che peraltro ricordare che con Alessandro Frosini della Trend Walker, direttore sportivo, ha vinto 2 medaglie d'oro giovanili, credo che Alessandro fosse qui prima se non sbaglio, l'ho visto, quindi ricordiamo anche questo. Però Flavio, allora c'è l'Eurolega, ma qui stiamo presentando il campionato, a detta di tutti, adesso tocca il ferro che c'è qua sul microfono. Io sono stato più sul microfono. Milano parte diciamo tra le favorite, ma questo è d'obbligo a prescindere, visto quegli sforzi che sono stati fatti da Milano. Peraltro qui per farti del male stiamo vedendo delle immagini che risalgono al 90. No, a te non ti facciamo del male perché insomma te eri in campo nell'ultimo scudetto di Milano, queste sono immagini del 96. Sì, un bel regalo che mi fate, un po' sfocato e si perde un po' nella notte dei tempi, ecco, però sì, una bella soddisfazione. Visto da te è un bel regalo, visto dai tifosi di Milano che forse non vincono lo scudetto dal 96. È un po' tanto. Non è proprio un bellissimo regalo, però insomma per dire che
a Milano ci tengono insomma a rompere il dominio di Siena degli ultimi anni. Ma in tutta onestà ho avuto la fortuna di legare per tanti anni il mio nome a quello della Pallacanestro Olimpia Milano, e nelle stagioni di vacche magre piuttosto che nelle stagioni in cui poi c'era la possibilità di programmare e di avere una squadra forte e competitiva, il punto di partenza era sempre lo stesso, cioè quello di provare a essere protagonisti, e quindi proveremo a esserlo anche quest'anno sicuramente. A che punto è lo stato della squadra di forma? Qual è una settimana dall'inizio? Ma come tutti siamo indietro appunto per il problema della programmazione delle nazionali, però insomma siamo tutti sullo stesso livello, per cui da questo punto di vista non ci preoccupa. Sicuramente non è così scontato il nostro ruolo di favorite, non per mettere le mani avanti, ma perché ho avuto modo... Non è scontato quella di campioni, di favorite sì, però. Cioè tra le favorite sì. Non saprei neanche nemmeno questo, tra le nel favorite. senso che siamo sicuramente pronti ad assumerci il ruolo di protagonisti del campionato. Poi di favorite ho visto due squadre molto agguerrite sabato. Ah beh, sono anche loro favorite. Ho visto un bel precampionato, ho visto Varese che Cecco farà anche lui gli scongiuri, ma non perde da 10 partite di fila in precampionato, per cui sicuramente c'è tanta carne al fuoco, questo è sicuro. Questo vuol dire che il campionato sarà più equilibrato, quindi più bello. Sarà più interessante sicuramente. Noi abbiamo una lista di giocatori che ci soddisfa sicuramente. Abbiamo 12 giocatori che ci piacciono, però come sappiamo tutti avere una lista su un foglio e poi farli diventare una squadra è un po' diverso. Quindi ci sono 8-9 mesi davanti per costruire la chimica giusta, anzi forse meno, perché il primo turno di Eurolega è già qui e abbiamo un girone veramente difficile. Grazie Flavio, in bocca al lupo a Milano come a tutti naturalmente, grazie Flavio per essere stati con noi, in bocca al lupo ovviamente a Milano e a Siena che faranno anche l'Eurolega naturalmente, quindi l'in bocca al lupo di tutto il basket italiano. Oggi siamo in grado di dirvi anche dove si disputeranno i due grandi eventi della stagione, perché c'è il campionato, siamo qui a presentare il campionato, però poi ci sono anche le Final 8 e poi c'è anche l'All-Star Game. Allora volevo chiamare qui per la RCS Sport Lorenzo De Salvo. Buongiorno Lorenzo. New Business e Development della RCS Sport. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno. Allora, Final 8 e poi All-Star Game. Da dove cominciamo? Cominciamo dall'All-Star Game perché quest'anno viene anticipato per via del calendario veramente ricco quest'anno dell'Eurolega e quindi sarà il 16 dicembre. 16 dicembre. E si svolgerà a Biella. A Biella. Presso il Lauretana Forum. Ringrazio veramente anche altre città che sono state candidate, che interessate ad ospitare questo evento che negli ultimi 2 anni si era tenuto a Milano e a Pesaro, una festa del basket, e ringrazio veramente la società di Biella che ha fortemente voluto questo evento. E poi passiamo a quello che interessa la Final 8 che stiamo vedendo molto di più le squadre per il prestigio dell'evento e perché c'è in palio un trofeo, che sono le Final 8. Dopo 2 anni a Torino, importanti, il nostro primo ingresso comunque nel palazzo più grande e più bello che c'è in Italia, abbiamo cambiato, anche qua dopo 2 anni di lavoro, un po' come avviene per il Giro d'Italia che sempre organizziamo noi, siamo trovati diverse realtà interessate a ospitare l'evento. Come sappiamo uno dei problemi è anche riguardante l'Italia, è la mancanza di palazzi adeguati ad ospitare un evento di questo tipo che ospita 8 tifoserie, di cui 4 contemporaneamente nei primi giorni. Le Final 8 del 7 e 10 febbraio 2013 si svolgeranno al Mediolanum Forum di Assago di Milano. E quindi quest'anno ce l'abbiamo fatta in occasione della presentazione del campionato ad annunciare le sedi dei prossimi eventi. Abbiamo oliato un po' la macchina dopo 2 anni di collaborazione con la Lega Basket e abbiamo anticipato i tempi, così tutti noi addetti ai lavori potranno lavorare con più tempo. Va bene, allora anche per i colleghi della stampa, 16 dicembre Biella, esatto. All-Star Game, febbraio? 7-10 febbraio, Mediolanum Forum di Milano. Grazie a Lorenzo De Salvo di RCS Sport, grazie anche per questa anticipazione. Parliamo anche un attimo della copertura televisiva che ci sarà del campionato italiano di basket, peraltro lo faccio anche dando le programmazioni nel weekend,
purtroppo non è la televisione dove lavoro io a produrre il basket, vuol dire che lo vedrò naturalmente sempre con molta gioia, anche perché ci sono dei colleghi che conosco anche per averci lavorato insieme, come Eddie Dembischi e Maurizio Fanelli, che sono qui per la RAI, ma poi ci sono i colleghi di La 7, sono le due emittenti che trasmetteranno le partite. La domenica alle 20:30 sulla RAI, si comincia peraltro domenica con Reggio Emilia-Siena, quindi l'esordio dei campioni d'Italia. La 7 invece dedicherà il sabato pomeriggio alle 16:10, si comincia in questo weekend con Cremona-Bologna. C'è la possibilità anche per le squadre che giocheranno di lunedì, Siena e Milano, e speriamo, toccando ferro anche Cantù, che la RAI copra anche l'evento del lunedì sera per la trasmissione di queste partite. A ringraziare naturalmente i colleghi della RAI, lo approfitto per estendere ringraziamenti e il buon lavoro a tutti gli altri colleghi della stampa televisiva e scritta che sono presenti e non quest'oggi. Però quando si parla di televisione, 20 anni fa il mondo del basket piangeva la scomparsa di quello che è stato, io non faccio fatica ad ammetterlo, avendo cominciato la mia carriera con il basket, quello che è stato il nostro maestro 20 anni fa. Primo scontro diretto per lo scudetto, Ignis in maglia gialla che vi appare grigia sul teleschermo, Forst in maglia bianca. Brescia tutto esaurito al nuovo palazzetto, oltre il limite di capienza e incasso record per le partite casalinghe della Forst. Ha segnato Ossola e il primo canestro dell'incontro. Borbalan, 5 secondi, lascia tirare, segna Borbalan, tanto di cappello a lui, ma la partita è finita. L'Italia ha vinto 105-98 ed è campione d'Europa. 4, 2 secondi. Prende la palla, ha vinto la Coppa dei Campioni. 21 anni dopo il suo primo successo e qui il pensiero deve andare anche ai grandi del passato, ad Adolfo Novoselli che ha costruito questa squadra, a Rubini che l'ha portata a tutte le vittorie. Aldo Giordani ci lasciava 20 anni fa. Qui vedo tanti colleghi con i quali ho lavorato anche insieme, insomma era la sua voce, no? Quando si vedeva il basket in televisione c'era la sua voce. Noi vogliamo ricordarlo e abbiamo qui il figlio Marco, che prego di raggiungermi sul palco. Ecco qua. Ciao Marco. Volevo anche chiamare qui ancora con noi il presidente Valentino Renzi e il presidente Gianni Petrucci. Ciao Marco, eccoci qua, perché insomma con la nostra Giorgia che ci porta un ricordo per, venite un po' più avanti, per ricordare, scusate la ripetizione, Aldo Giordani. Allora, questo è il ricordo della Lega, ma del basket, perché insomma di tutto il basket, mille, naturalmente. Credo che alla stretta di mano di Renzi si associ anche la vostra per ricordare Aldo Giordani. Peraltro poi noi del basket siamo gente che, come diceva prima Meneghin, non ci ricordiamo della Simmental, ci ricordiamo il basket, ci piace la tradizione, no, del basket. Allora ci piaceva, Marco, ricordare papà. Noi ci vediamo spesso anche per motivi di lavoro, insomma, poi noi tutti siamo cresciuti col basket. Credo che insomma è bello, no, vedere quanto sia ancora ricordato tuo papà. Bellissimo, anzi grazie di tutto, perché quasi inaspettato è arrivato questo invito e devo dire che tutta la nostra famiglia ne è stata molto grata. Devo dire che ogni volta che parliamo con gente del basket, papà è sempre nelle memorie di tutti, ovviamente della nostra. Sono passati 20 anni, sembra ieri, però noi lo abbiamo sempre con noi, ma credo che anche il basket un po' ne senti la mano. E noi l'abbiamo ricordato. Grazie ancora. Grazie. Prego Presidente, perché vorrei che lei ricordasse. Non Sì, mi ricordo bene se la scomparsa di Aldo, poi lei proprio in quel periodo, no, arrivava. Ma io il ho basket, tanti episodi, chi ha qualche anno come me, non voglio fare nomi, stavo facendo 2 nomi, sa che per me Aldo Giordani è stato fondamentale quando diventai segretario della Federazione Pallacanestro. I giocatori della Nazionale oggi non se lo ricordano, allora c'era un 30 secondi che era messo vicino ai lati,
Quando diventai segretario generale, Aldo Giordani scrisse: il nuovo segretario generale Petrucci si sta scaldando vicino al 30 secondi perché pensa che sia uno scaldino. Questo disse di me Aldo Giordani. Però dopo Aldo Giordani mi ha preso per il verso giusto, mi chiamava il latinista, e poiché lui amava me, amava di meno chi dirigeva la federazione, l'allora presidente, allora diceva sulle frasi latine: Petrucci deve tradurre a chi sa lui che o tempora o mores non significano nel tempo delle more. E allora questo, adesso vedo Puglisi che ride o Valerio Bianchini che ride, la realtà è che Aldo Giordani, diciamo, mi ha lanciato nel mondo del basket. Poi era quel grande personaggio che ha reso popolare il basket. Ha reso popolare il basket dai tornei estivi, il Roseto in testa, ma ha reso popolare il basket attraverso una domenica sportiva straordinaria dei nostri ricordi. 10 minuti di basket, si chiamava Domenica Sportiva, si chiama pure adesso Domenica Sportiva. Non voglio fare polemiche assolutamente con la RAI, con la quale ho un ottimo rapporto. E quindi Aldo Giordani per la pallacanestro deve avere un monumento. Complimenti a Valentino Renzi, alla Lega che oggi l'ha ricordato, e saluto il figliolo e Claudia, alla quale mi leggo un grande rapporto, grande sciatrice ma anche grande dirigente della FISI. Grazie Presidente, grazie Marco. Volevi aggiungere qualcosa, Marco? Volevi aggiungere qualcosa? No, grazie ancora a tutti e buon campionato. Grazie, grazie a Marco. Grazie, salutiamo Marco Giordani, grazie. Valentino, vuoi stare qua con me oppure vuoi, perché adesso siccome parliamo dei giovani, vuoi stare qua con me? No. C'era un vecchio giocatore. Lo so, infatti per questo dicevo. Allora, siamo addirittura d'arrivo, però prima abbiamo detto la nazionale, tutto il resto, le società, gli sforzi, insomma, veramente il mondo del basket vi è grato davvero per quello che fate, presidenti, per tirarci su, facciamo così, perché insomma mi piace sentirmi della famiglia del basket. I giovani però, ovviamente dicevamo prima, sono quelli su cui puntiamo, sui quali puntiamo per migliorare le vostre squadre evidentemente, ma anche poi per la nazionale e per tutto il resto. Però prima di chiudere questa nostra giornata con l'augurio più giovane che possa esserci, quindi avendo qui proprio le promesse del basket italiano, almeno alcuni di loro, c'è un giovane che finalmente ha smesso di giocare, vediamo se lo riconoscete. Sono arrivati 9.000 punti in Serie A per Mario Boni. Mario Boni si è ritirato. Dov'è Mario? Vieni qua. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu. Ciao Mario, buongiorno. Come stai? Aspetta, arriva il microfono anche per te, grazie. Dico subito che non volevo smettere io. Ecco, vabbè, sì, volevo continuare fino a 55 anni. Ti hanno fatto smettere allora, no? No, poi insieme di cose a 49 anni ho detto che era il caso di soprassedere. No, quello che posso dire è che la pallacanestro è stato come un viaggio. E si dice sempre che nel viaggio non conta la meta ma conta il percorso, e per me è stato veramente, allora devo dire che è stato un viaggio bellissimo. La pallacanestro mi ha regalato emozioni infinite, mi sono considerato e mi considero un giocatore di Serie B non perché ho giocato anche in Serie B, ma perché ho la motivazione del ragazzino che è nato sui campi di periferia,
dove nessuno mi dava una lira, però insomma credendoci, andando avanti, sono riuscito a fare qualche canestro. Adesso mi dispiace che vedo qui qualche giovane baldo contro il quale mi sarebbe piaciuto giocare, essere marcato, però insomma i casi della vita. Sì, guarda che non puoi mica sfidare le leggi della natura, però No, cioè, la però, tecnica non scompare mai, però. No, effettivamente quest'anno il tendine d'Achille no, il tendine d'Achille mi ha condizionato, altrimenti sarei andato avanti. No, comunque complimenti Mario, davvero, anche perché adesso ho visto che stai lì a sdottorare in televisione, parli di tutto, di basket, di calcio. Proprio, sto impazzendo proprio, sì, ti vedo. Sono impazzito, quindi. A provare a rubarci il mestiere. Ho visto anche sul calcio che trotti bene, Io sono interologo, che non è una malattia. Allora trotti meno bene. Malattia... Allora. Va bene, allora Valentino, se vuoi raggiungerci nuovamente, così premiamo anche Mario Boni, che vuole essere quasi un passaggio tra un giocatore che lascia a un'età nemmeno insomma abbastanza invidiabile, diciamo così, e i nuovi che arrivano. Complimenti a Mario Boni, premiato dalla Lega Basket. No, stai qua Mario, no? Anche Valentino. No, Valentino, stai con noi così magari facciamo una chiusura tutti insieme, perché Mario, adesso per chiudere questa giornata abbiamo pensato in Lega Basket di dare il buon campionato finale con i giovani che abbiamo sentito, molti di loro essere citati dagli allenatori come forse delle giovani promesse o comunque ragazzi chiamati a confermarsi. Io non sono mai stato citato da un allenatore come esempio da seguire. È vero, questo è vero. Ah, come esempio, come esempio. Quindi chissà perché. Chissà perché. Perché se la ridono? Sanno tutti. Sanno tutto, no? Però una cosa, non mi ha preso mai un allenatore, sempre i presidenti mi prendevano. Chissà perché, Solo i presidenti. Scusa, chi ti pagava? L'allenatore? I presidenti. Allora, che ti frega? Gli allenatori mai, non c'era uno che voleva Mario Boni, nessuno. I presidenti erano obbligati, convincevano gli allenatori a allenarmi. Magari qualche allenatore sarà andato dai presidenti a dire prendi Boni, nessuno? No, io non ricordo un allenatore che mi abbia voluto, non ricordo. Forse qualcuno che poi mi ha trovato in squadra e allora poi era con... Però io non ricordo ti ricordi una telefonata? No, Mario, nessuno, vieni da me? Nessuno. No, io non avevo mai una richiesta, cioè nel senso, alla fine, il presidente, abbiamo bisogno di uno che quando firmavi Mario Boni firmavi anche una filosofia di gioco, capito? Quindi nessuno mai diceva, l'allenatore arriva Boni, sicuramente uno spaccamento di... Allora nessuno, no? Io tra l'altro ero seduto vicino a Pozzecco, quindi anche lui. E quindi mai nessuno. I presidenti poi, qui c'è Claudio Salvatini, e allora prendiamo Mario Boni. E quindi era uno spettacolo. Però insomma poi ti facevano giocare, dai, li ricambiavi in qualche No, devo dire anche Minucci, mi ricordo, Ferdinando, nel 95 un pranzo col presidente, se mi ricordo, infatti il presidente, l'allenatore non lo sapeva sicuramente. Ti ha preso poi? No, poi sono rimasto a Montecatini. Quindi non ti ha manco preso lui però? No, non è colpa mia. Ecco. Va bene, grazie Mario. Allora chiamiamo qui il miglior Under 22 della scorsa stagione, che darà il benvenuto ai 3 ragazzi che speriamo possano essere il nostro futuro. Voglio chiamare sul palco Achille Polonara. Ciao Achille, guarda che impegno gravoso che ti abbiamo dato. Sei te che devi addirittura provare a... Te lo ricordi Boni, no? Te o no? Beh, a Teramo, è uno sbarbo lì a Teramo, mi sembra, quando ero lì, quindi un po' sbarbino. Aspetta, ti do un altro microfono. Palazzetto, dicevi Achille? Palazzetto ci sono 1000 poster suoi, quindi... 1000 poster suoi. A te qualche allenatore ti ha mai voluto? Cioè, finora ti ha voluto un allenatore o un presidente? Allenatore. Un bravo ragazzo. Allora, chiamiamo un pivottone, così ce li presentate insieme. Avete sentito citato più volte da Reggio Emilia, 214, Riccardo Cervi. Ciao Riccardo. Achille, dici qualcosa su Riccardo Cervi. Io sono stato insieme con lui in nazionale Under 20, abbiamo vinto la medaglia d'argento l'anno scorso a Bilbao, è stata una grandissima esperienza e niente, sicuramente può confermare anche lui. Mario, questo ragazzo? Ma io sono sempre emozionato, no? Quando vedo questi ragazzi che hanno fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili. Avessi mai fatto una convocazione? No, nazionale una convocazione. Vabbè, ma non è che adesso... No, per dire, adesso lo porto. Una quando ero juniores, no? Io facevo 50 punti giocavamo contro Varese, contro Milano, Cantù, facevo 50 punti. Mai una volta
Ma adesso ho fatto una convocazione, neanche per i tesi oscuri, una volta si giocava a tesi oscuri, neanche tesi oscuri. Mi faccio portavoce di tutto quello che stanno pensando loro. Ma ti sei mai chiesto perché? No, me lo so, adesso alle soglie di 50 anni però, puoi dirci tutto. Sì, una volta, cioè, questo ragazzo fa 50 punti, no, niente, mai. Niente. Zero. Va bene. Playmaker dalla Virtus Bologna, Matteo Imbrò. Adesso Boni dirà, nessuno che mi ha mai fatto giocare playmaker, le solite cose. Adesso. Io giocavo anche playmaker. Ecco. Achille, cosa ci dici di Matteo? Dai, fai te da anfitrione anche per Sinceramente ci ho giocato solo una volta contro e non l'ho visto giocare molte volte, però tutti Ci sei giocato contro, non l'hai visto? No, una volta solo. Però no, tutti ne parlano bene, sono sicuro che farà un buon campionato perché dicono tutti che è molto maturo anche se è molto giovane, quindi sono sicuro che farà un buon campionato. Confermi? È un ragazzo interessante, mi è capitato di parlarne di questi giovani. Mi dispiace che io ho abbracciato la generazione di Meneghin, ho giocato contro Dino, e ho giocato contro più o meno tutti, no, Daniel no, e mi mancano questi qua, vedi, non dovevo smettere. Non so se avresti trovato un presidente oggi, però non lo so. Da Sassari, Amedeo Tessitori. Ciao Amedeo. Magari ragazzi se ci spostiamo un po' verso là, grazie, così stiamo anche per le riprese. Ecco qua. Allora, qui Sassari, non c'è problema. Ciao Amedeo, buongiorno. Qui Sassari ci ha fatto un grande investimento, un investimento di 5 anni su questo ragazzo, si dice un gran bene. Vedremo insomma poi che cosa succederà per la tua carriera, sei giovane, puoi insomma provare a fare esperienza. Achille, cosa ci dici? Vale la stessa cosa per Matteo, lui non l'ho mai visto giocare. Vabbè, dici qualcosa lo stesso. Anche lui, è dicono bravo. tutti che è molto promettente. Vedremo, sinceramente sei non te lo so. Simone, no, lo sapevo, era per fare due sorrisi. Virtus Siena, bidilettanti, un giocatore che mi ha sorpreso con dovuto rispetto che andasse a Sassari dopo che era stato trattato da tante società. Ma Sassari si muove bene, Mario. Si sta muovendo, però è un ragazzo che fa la scelta di andare, ecco, mi ha sorpreso, quindi però credo che sia una scelta ben ponderata. Bene, una battuta a testa, veloce. Riccardo, allora, chi vince questo campionato? Visto che voi di Reggio Emilia hanno puntato lo scudetto, mi pare di capire, quindi puoi dirlo, chi vince? Ma faccio come gli altri prima, aspetto. No, non dire, dai, puoi dirlo, dai. Coach, non insultare. Cantù. Ma no, c'è niente di male, ci mancherebbe altro. Chi vince il campionato? Spero Matteo? noi, però dico Siena. Siena. Cantù, Siena. Guarda, se dice Milano siamo a posto. A Milano. No. Ah no, dai. No, cos'è? No, sul serio, dai, cos'è? No, se pensi Milano, per carità. No, vabbè, sì, credo Milano. Ci può stare anche Milano. Sì. Bravi. Facciamo un applauso ai nostri ragazzi, speriamo, insomma. Allora, intanto che Achille va a prendere, devi prendere qualcosa lì in quinta, guarda che danno qualcosa. Valentino, adesso i nostri ragazzi ci saluteranno, ci lasceranno con l'attrezzo del mestiere, insomma, insieme a Mario, e pensavamo che fosse il miglior augurio, insomma, per cominciare questo campionato. La mattinata finisce qui, adesso c'è un buffet per tutti voi, naturalmente proprio qui nel foyer e nel chiostro. Il buon campionato l'abbiamo detto, non penso si possa aggiungere altro a quello che abbiamo detto. Valentino, speriamo bene, diamoci da fare, dalle parole ai fatti, no? Beh sì, la sostanza è quella. Oggi qui ci sono 3 giovani, ma ce ne sono tanti altri che hanno fatto bene con le nazionali giovanili. L'auspicio che diceva anche prima il presidente Meneghin è che guardino il loro futuro con attenzione, guardando meno l'aspetto economico ma più gli aspetti tecnici che li possono far crescere nelle nostre società e poter giocare già nel massimo campionato in un'età effettivamente molto giovane. Per cui questo è, io ringrazio tutti voi di essere stati qui oggi, ribadisco, rinnovo il buon campionato a tutti, poi qualche polemica ci sarà sempre, ma quello fa parte del gioco e quindi grazie ancora e buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata, buon campionato, buon tutto e grazie a tutti, arrivederci. Allora i ragazzi ci salutano, lasciano la platea, se ce la fate a scendere palleggiando vediamo, perché altrimenti tutto quello che abbiamo detto non è servito. Grazie, buona giornata, grazie.